Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Metro Last Light, continuiamo ragazzi. In passato i treni erano un mezzo di trasporto ordinario, ma ora questa monorotaia sembra magica, vero? Sì, amore. I nostri figli non sapranno usarla e i loro figli penseranno che l'hanno costruita gli dei. Ma che cazzo state? Bene, siamo arrivati alla stazione. Fa parte del sistema segreto della Metro 2. Queste gallerie sono inesplorate. Non abbiamo tempo e uomini a sufficienza. Va bene. Dai raga che voglio entrare nelle azioni di Metro ragazzi. Che gioco, che gioco, che gioco. Ragazzi non posso parlare tanto Siamo pronti? perché sto gioco merita tutto il clima di Metro. Le porte si stanno chiudendo. Buona fortuna. Già, ne avremo bisogno. Sì. Sbaglio o anche tu e mio padre avete preso la monorotaia quando siete andati a bombardare il nido dei tetri? È un buon segno, coniglio. Forse anche questa sarà una Non missione sono un fortunata. coniglio, zoccola di merda, madonna, mi stai sul cazzo già adesso. La corrente è tornata. Apri il cancello, io copro il passaggio. Certo, tuo amico da fare, no? Non male. Che bello. Madonna che grafica ragazzi, che sporo, che gioco, fiori. Via libera, andiamo. Questo gioco me lo godo, me lo godo. Dai, muovite. Bene, secondo la mappa c'è un punto d'accesso del collettore più avanti. Andiamo, amore. Avanti, ti seguo. Beh, certo, no? Manca neanche altro. Bello. Va a destra. A sinistra c'è un vicolo cieco. Qualcosa li ha spaventati. Tieni gli occhi aperti. Che merda, fioi. Guarda che bella. Oh! Madonna. Ah, quella cosa è veloce. Che sporo, subito un momento di panico. Non fioi. penso che incontreremo niente di pericoloso qui. Ottimo, la scala. È poco più in là. Così finalmente vedremo se sei un coniglio o un uomo. Ascolta, ti faccio vedere se sono un uomo. La Dammi superficie. figa. Mettiti la maschera. Ok. Vai di mascherotto. Voglio vedere il culo, vai di culo, vai che culo. Piantala di guardarmi il culo. Oh! È fuori portata per te, coniglio. Fatalità, non ci credo. Faccio quello che voglio con il tuo culo, zoccola. 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 Sei una grande zoccola. Pensi solo a scopare. Dai, concentration. Dammi una mano. Ti do il pacco se vuoi. Bello, una bella città. Proprio... Andiamo all'entrata principale. Lì c'è una buona postazione per sparare. Posso coprire un'area vasta. Va bene, amore. Tu a quanto pare sei immune alla loro... come chiamarla? Influenza. Ma io sono solo una ragazza normale, Sì. quindi non posso entrare. Vai lì dentro e cerca la creatura. Visto che piaci tanto ai tetri, magari ti annuserà, o ti percepirà, o quel che è, e uscirà allo scoperto. Bella. Cerca di stare all'aperto così posso coprirti. Ci terremo in contatto via radio. E se hai un ripensamento, non preoccuparti, me ne occupo io. Ok, buona fortuna allora. Va bene, ciao amore. Guarda che... spettacolo puro, ragazzi. Vedo. C'è qualcosa che brucia ancora lì dove c'era il nido. Che deserto. Avete fatto proprio un bel lavoro qui, eh? Che strano. Vedo del movimento. Spettacolo puro. Due bestie. Ora li sistemo. Non sono dei tetri, sono custodi. Oh, madonna! Porca mignotta.
Occhio! Altri 3, forza! Preso! Merda. Cambio qua. Guarda, ce ne sono altri tra le camere. Crepa. Ok, vai. Ricarico. Merda, merda. Cazzo. Merda. Merda. Sto rimbambendo. Cazzo. Pare che abbiamo ripulito il posto. Puttana Eva. Come va? Ehi, tutto bene? Sì, amore. Ehi, Asio, stai facendo un lavoro decente. Forse non sei solo un coniglio dopo. Caga più, amore. C'è qualcosa sull'orlo del cratere, ma un albero mi blocca la visuale. Dove devo andare? Dove minchia devo andare? No, merda. No. Pippone obeso. Pippone obeso. Pare che abbiamo ripulito il posto. Come va? Ehi, tutto bene? Ehi, Asio, stai facendo un lavoro decente. Grazie, tesoro. Forse non sei solo un coniglio, dopo tutto. Ci vorrà capire dove cazzo cosa andare, però. C'è qualcosa sull'orlo del cratere, ma un albero mi blocca la visuale. Che cazzo devo fare? Non posso già fermarmi adesso, però dai, fioi, cioè, non posso fermarmi al primo livello. Proviamo ad andare di qua. Forse lo vedo. È a circa 30 metri da te, a ore 2. Eccolo. Sembra piccolo, ma è decisamente un tetro. Cosa aspetti? Dai! Cavoli, è veloce. Ma come fa? Come Raggiungilo fa? da sinistra, è ancora lì. Sto prendendo la mira. Dove cazzo? Aspetta, dovrebbe essere qui. Che ci guarda. Cos'è? Oh, Eccolo. eccolo! Statagli dietro, Asio. Non c'è altro modo. A sinistra. Che esplosi, usa in volto, Destra. fioi. È sopra di te, attento. Ma che pia! Guarda che bello. Che bello questo tetro. Molto affascinante. Boom. Missile a ore 2, missile a ore 2, missile a ore 2. Bye bye. Bella. Artyom ha scorreggiato, ragazzi. E questo è il risultato, fioi. Bella nave. È ancora caldo. Gute Storie. Ma vaffanculo, frociazzo obeso. La creatura che ho incontrato tra i resti dei giardini sembrava un tetro ed è riuscita a insinuarsi nella mia mente per disseppellire i pensieri più intimi. Però era solo un piccolo. Sono sicuro che mi ha riconosciuto e si è spaventato.
mi ha anche fatto perdere conoscenza per un po'. Quel tanto che bastava per catturarmi. Ta-ta. Herr Sturmabwehr! Questi prigionieri sono stati catturati ai giardini botanici. A quanto pare stavano cercando qualcosa. Bello quel Sono ragnetto, rossi, madonna si che rifiutano cesso. di parlare. Il terzo sembra un ranger dell'ordine. Abbiamo catturato un mutante vicino a loro della taglia di un bambino. Anche quello è stato consegnato all'impero. Me ne occuperò dopo. E questo? Sospetta mutazione. No, no, sono normale. Guardate, 2 braccia, 2 gambe, 10 dita. Non capite, sono un cittadino dell'Ansa. Zitto! Non sei più nell'Ansa. Qui sei sospettato della diffusione di geni corrotti. E questo è il tuo processo. Se il tuo cranio ha proporzioni corrette puoi andare. Altrimenti sei un abominio. È scienza, sai. È un oltraggio! Ti ho detto di stare fermo. Allora? Vediamo. 318 mm per 302. Controlliamo la tabella. Ah, complimenti, sei un mutante. No, no, vi prego, vi prego. Al condotto per la spazzatura. Una domanda semplice. Qual era la tua missione ai giardini? Vai al diavolo, imperialista. Conto fino a 3. 1, Gloria alla linea rossa! 2, Lunga vita al compagno Moskvin! 3. Fermo! Basta, io parlerò, ma lontano dagli altri, ok? Mi ammazzano se mi sentono, d'accordo? Portalo alla seconda unità. Ciao, bello. Di solito l'impero non interferisce con gli affari dell'ordine. Ma ora abbiamo te, i Rossi e l'abominio, tutti nella stessa rete. Non mi piace. Quindi parla o ti ficco un proiettile in testa. Simpatico. Presto l'ufficiale! Ehi! Vaffanculo, stronzo. Crepa. Ecco, tieni il coltello. Tienilo. Allora, tu sei dell'ordine di Sparta, io sono della linea rossa. I nostri superiori non sono in ottimi rapporti, ma chi se ne frega, dico io, chi se ne frega? La soldataglia deve rimanere unita, ok? Davai! Vedo. Oh, Tismo Tree, una serratura telecomandata. Una cosa è sicura, la nostra unica possibilità di uscirne vivi è collaborare. Bene. Quindi, cos'è che dicevano sul condotto per la spazzatura? Ok, filiamocela da qui e poi andiamo ognuno per la propria strada. Vabbè, raga, sono un po' di fretta. Chiudiamo qua il secondo video, ragazzi. Mi accetto consigli se avete un commento un po' più lungo, più complesso, se invece preferite così sentire più la storia e tutto quanto. E niente, raga, un saluto del commentatore veneziano. Questo gioco sembra ma veramente incredibile, ragazzi. Grafica strepitosa, il gameplay sembra ottimo, tutto perfetto e non è così pesante come hanno annunciato. Raga, un saluto del commendatore veneziano. Ciao!